Allora, ci siamo. Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Eccoci qua, gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, torna all'appuntamento con linea diretta, l'informazione e l'approfondimento dal Friuli Venezia Giulia, già collegato con noi Bruno Zilli in arte Ribis, perché? Perché oggi parleremo con lui di una bella iniziativa che da tempo l'amico Bruno ha progettato e messo in campo in occasione di questa settimana particolare. Ricordiamo che mercoledì è il giorno della memoria, si ricorda le vittime della Shoah e Bruno, insomma, nel suo contesto ha voluto realizzare qualcosa di particolare. Dico subito che al termine dell'intervista ci sarà poi il video che spiegherà nei dettagli proprio di che cosa si tratta, proprio entrando nel contesto. Bruno Zilli, oltre ad essere un bravo artista, un quotato artista a livello nazionale e internazionale, è anche una persona molto sensibile perché, diciamo così, la sua arte è iniziata tanti anni fa, proprio in occasione di un evento drammatico che colpì la nostra regione nel 1976. Da lì in poi la passione mixata alla professionalità ha fatto sì di realizzare importanti opere di importanza, come ho detto, a livello culturale e anche religioso, ma ne capiremo di più nel corso di questa intervista. Bruno, ho detto qualcosa di sbagliato oppure devi aggiungere ancora qualcos'altro? Ciao Omar, un saluto anche a tutti i tuoi telespettatori. Perfetto, hai anticipato in parte un pochino quello che dovevo dire io, ti ringrazio della presentazione. Sì, sicuramente oggi non potremo che parlare della Shoah. Io ho pensato a due argomenti, ad esempio due piccole curiosità che magari alle persone fa piacere sapere. Pensavo di dire come è nata la giornata della memoria. La giornata della memoria si celebra il 27 gennaio, perché il 27 gennaio del 1945 vengono abbattuti i cancelli di Auschwitz dalla 60ª armata dell'esercito sovietico. Il 20 luglio è stata approvata una legge composta da due semplici articoli. Questa legge istituisce ogni 27 gennaio il giorno della memoria, una commemorazione pubblica non soltanto della Shoah, ma anche delle leggi razziali approvate sotto il fascismo, di tutti gli italiani, ebrei e non, che sono stati uccisi, deportati. Porta a ripetere quello che stavi dicendo, scusa Bruno, perché è andata via un attimo la linea, ma questo è il fatto dovuto alla posizione internet sia mia che tua, dove praticamente noi siamo nella lontana provincia dell'Impero e mentre magari in Slovenia, apro una parentesi, un off topic, come si dice in questi casi, anche nel paese più sperduto si riceve il segnale internet, in Italia non si sa perché nel 2021 dobbiamo ancora qui ad attaccarci per cercare insomma di avere un minimo di segnale internet. Ti ripasso la parola perché mentre stavi spiegando la giornata della memoria purtroppo era andata via momentaneamente la linea. Sì. Allora, dicevamo appunto il perché è stata istituita il 27 gennaio per l'abbattimento dei cancelli di Auschwitz. E questo è, diciamo, la data
dalla quale si ricorda la Shoah. L'altra curiosità era perché, molti si chiedono, si chiama Shoah. Shoah è un termine ebraico che significa, è tratto peraltro dalla Bibbia, e significa col quale si vuole indicare lo sterminio del popolo ebraico durante il secondo conflitto mondiale. È il vocabolo preferito a olocausto, in quanto non richiama, come quest'ultimo, l'idea di un sacrificio inevitabile. Ecco, vuol dire che tutto questo era evitabile. Certo. Allora da questa occasione della giornata della memoria è nato un tuo dipinto, un qualcosa di particolare, no? Riportato su tela, o comunque tu mi dirai nel gergo tecnico corretto, io sono un po' un profano, dunque cerco di rimanere, come si dice, nei canoni. Ci spieghi allora alla fine come è nato il tuo progetto? Dunque, è nato, vi dico, in verità è nato perché volevo esprimere qualcosa di più con la pittura, non il solito vasetto di fiori, il ritratto, piuttosto che il paesaggio, no? E ho sempre provato un po' di invidia per, ad esempio, i cantanti, gli scrittori che riescono a emozionare con le loro canzoni, a raccontare una storia, gli scrittori uguale. Il pittore è un po' più limitato, diciamo, di fronte a un quadro puoi essere colpito dalla bellezza del quadro, ma è abbastanza limitante. Ecco che volevo, peraltro, come facevano nell'antichità, raccontare una storia. Una volta sappiamo che non c'erano i mezzi di comunicazione che ci sono oggi, di conseguenza per trasmettere degli avvenimenti, raccontare la storia, dipingevano, facevano i ritratti per far vedere il volto di un personaggio importante, famoso, dovevano, per lasciare qualcosa ai poster, dovevano appunto fare un ritratto, non c'è altro mezzo, e così con le battaglie, con gli eventi storici. E ho pensato di raccontare anche ai tempi nostri, riuscire a emozionare con la pittura, e ho realizzato questo ciclo sulla Shoah. E devo dire che prima di tutto l'emozione è stata mia, perché mi sono dovuto documentare, vedere filmati, leggere testimonianze, e ti dico, sono rimasto veramente, veramente tanto colpito. E questa emozione così forte vorrei trasmetterla anche ai giovani, come appunto dice la legge che hanno stabilito il 27 gennaio, diceva proprio di coinvolgere i giovani, i ragazzi, per non dimenticare. E questo ho cercato di fare, e devo dire, a mio modesto parere, ci sono riuscito, perché l'emozione è stata grande, e anche oggi che rivedo i quadri, poi con le tecnologie moderne, allestire un filmato come ho fatto io, penso sia una bella cosa, e ti ringrazio per la possibilità che mi stai dando di divulgare questo piccolo messaggio. Senti Bruno, ogni tanto si dice che un'immagine parla più di un libro, nel senso che a volte in un'immagine si raccolgono tutte quelle emozioni tra storia, fatti e realtà che magari un libro a volte porta a non leggere, no? Nel senso, come hai detto tu, soprattutto ai giovani, no? Lanciare quel messaggio chiaro di quello che è stato, perché proprio ieri è uscita ieri un sondaggio in cui pensate che oggi, se qualche anno fa c'era solo il 2% che negava, in Italia parlo, solo il 2% che negava la Shoah, i campi di sterminio e via dicendo, oggi siamo arrivati, pensate, al 15% di gente che nega che ci siano stati i campi di sterminio e ci sia stata la Shoah. Allora dicevo, un'immagine che colpisca, un'immagine che faccia quel famoso focus, che apra in un certo senso quella scatola cranica e soprattutto quella cosa che noi abbiamo all'interno, in modo tale che quella cosa che abbiamo all'interno si metta in moto, effettivamente facendoci aprire gli occhi e lasciando stare quelle che sono le simpatie politiche o i falsi negazionisti che continuano magari ad andare in giro a raccontare esclusivamente fandonie su fatti invece che sono realmente accaduti, e milioni di persone sono morte senza un perché, se questo ci fosse stato comunque come giustificazione. Allora, Bruno, dicevamo, tu hai iniziato da ragazzo proprio per un tuo qualcosa all'interno, no? Il tuo primo quadro è stato, l'ho detto in apertura, in occasione dell'Orcolat, no? La tua prima opera. Poi da lì sei andato avanti, perché c'è stata anche un'altra bella iniziativa che hai fatto a Pasqua del 2017, se non ricordo male, o 16, perché venni all'epoca tu nella mia TV, per cui collaboravo,
a fare uno speciale, se ti ricordi, proprio in occasione della Santa Pasqua, con la Via Crucis a Trieste, no? Con i quadri della Via Crucis al Monte Grisa di Trieste. No? Esatto, anche quella è stata una bellissima esperienza e veramente, veramente bella, mi ha dato tanta soddisfazione. E devo dire che la stessa cosa con questa serie qua della Shoah. Comunque hai centrato proprio il mio pensiero con quello che hai detto prima e con la tua sensibilità, la puntualità. Veramente hai centrato quello che intendevo fare con questa serie di quadri, proprio trasmettere questo messaggio in maniera efficace. Certo. Bruno, senti, io ti ringrazio per aver partecipato all'interno della trasmissione e adesso passiamo alla seconda parte di questa diretta con il video che mi hai inviato, che così i nostri amici vicini e lontani possono gustare per capire esattamente la tua ultima opera artistica realizzata in occasione del 27 gennaio, giorno della memoria. Bruno, io ti ringrazio, ti saluto e ci sentiamo più avanti, insomma, come sempre. Grazie a te e a tutti voi e un arrivederci. Bene, voi restate, non cambiate canale, come si dice, perché tra qualche istante partirà il video che ci ha mandato Bruno Zilli, in arte Ribis, dedicato, come detto, al giorno della memoria. Per quanto riguarda invece Info Friuli TV, torna intorno alle 17, saremo collegati dalla Loggia del Lionello di Udine per un'importante iniziativa legata all'anniversario dell'accensione dell'illuminazione pubblica a Udine, grazie a quel genio che si chiamava Arturo Marignani. La terza città europea nella storia, insomma, a usare l'illuminazione pubblica con le nuove tecnologie. Noi saremo proprio alle 17 sotto la Loggia del Lionello per raccontarvi in diretta questo evento. Allora, parta pure il video. 27 gennaio, giornata mondiale del ricordo. Era il 1941, pochi anni fa, veramente pochi anni fa. A pensarci sembra perfino impossibile, ma tutto questo succedeva, era una realtà. Campi di concentramento, cose inaudite, cose che neanche gli animali sono riusciti a fare. Quello che non sono riusciti a fare gli animali sono riusciti a fare gli uomini. Possono sembrare parole dure, ma non lo sono. Sono appena sufficienti per descrivere questo abominio. Io ho visto scene, mi sono informato, ho visto testimonianze prima di dipingere la Shoah. E devo dire che sono rimasto sconvolto. Non sapevo da che parte iniziare per rappresentare una cosa del genere, ma volevo farlo. Volevo farlo perché i testimoni, dopo ogni racconto, ultimavano dicendo: non dimenticate, fate qualcosa, parlatene, fate in tutti i modi perché questa cosa non si ripeta. Non si deve dimenticare. Questa cosa mi ha colpito nel profondo e ho cominciato a guardare immagini, guardare filmati, è stato durissima. Io sono sincero, da quel giorno non riesco più a guardare un filmato che parla di queste cose, di quel periodo. Tremendo. Non sono più riuscito, o quantomeno se lo faccio mi commuovo in un modo veramente profondo. Ho iniziato a dipingere e non mi venivano i colori nella tavolozza. Non mi venivano. Per questo motivo i quadri sono praticamente dei monocromi, quasi bianco e nero. Vi lascio a voi questa piccola testimonianza che non ha bisogno di parole, solo di riflessione. Yeah.
nel 44-45, ecco sì, 44-45, avevo 7 anni, 6-7 anni, vedevo passare su i treni, io e mia sorella in treno merci, dei carri bestiame, c'era la gente che urlava, si vedeva le mani su sopra, le mani dove c'era la presa d'aria per le bestie. E c'era sta gente che gridava, io e mia sorella battevamo le mani, facevamo festa, eravamo bambine, non si capiva, chi capiva tutte queste cose, tutta questa bruttura del mondo. Ma dove succedeva? Qua? Succedeva qua, a Ribis, io abito a Ribis. Ma la ferrovia qua vicino? La ferrovia Udine E mi avevi raccontato anche dei bigliettini. Udine Tarvisio, ecco, e sta povera gente che andavano, col senno di poi capivamo che sono andati a morire. Sì. Nei campi di concentramento, sì. Buttavano giù questi bigliettini che io e mia sorella poi siamo andati a raccogliere perché la mia casa abitava a 10 metri dalla ferrovia. Raccoglievamo queste cose, poi dopo abbiamo capito, a 7 anni non si capiva, c'era la guerra, c'era l'ignoranza, c'era... E io sulla base del tuo racconto ho fatto il quadro. Su sti racconti li hai messi nel... Grazie a te allora, Gemma. Oddio. E questo insomma è il video che ci ha inviato l'amico Bruno Zilli, un video che fa riflettere, l'ho detto, a volte basta poco per smuovere le coscienze, basta poco anche per far capire soprattutto ai giovani che oggi con un click, no, con un like riescono ad arrivare dove magari noi della nostra generazione facciamo più fatica per un contesto generazionale. Ed è giusto, come ha detto Bruno Zilli, non dimenticare, perché queste atrocità ci sono state, l'uomo che distrugge l'uomo senza apparente motivo. E come è successo per il giorno della memoria con la Shoah, legato insomma alla deportazione dei campi di concentramento degli ebrei, vale per tutti coloro che sono stati vittime di genocidi e di atrocità da parte degli stessi esseri umani che per ideologie o per motivi X, Y e Z insomma hanno pensato bene di uccidere per creare qualcosa che nemmeno la natura da una parte, nemmeno colui che sta più in alto nei cieli aveva in programma. Bruno, io ti ringrazio ancora e ci sentiamo, come avevo detto prima, alla prossima per altre iniziative collegate insomma alle tue opere artistiche. Grazie a te Omar, un caro saluto e complimenti, veramente un bel canale. Continua così. Grazie, stiamo lavorando per voi, come si dice, work in progress. Allora, ripeto, vi diamo appuntamento per la prossima edizione di Friuli TV Linea Diretta, intorno alle 17, dalla Loggia del Lionello di Udine, per il giorno dell'anniversario dell'accensione dell'illuminazione pubblica a trazione, mi sia consentito il termine, elettrica, quando Udine fu la terza città in Europa a dotarsi dei nuovi sistemi all'epoca vigenti, in vigore per quanto riguarda l'illuminazione, grazie al genio di Arturo Malignani. E avremo anche un nipote di Arturo Malignani ai nostri microfoni che ci racconterà insomma in breve quello che è stato questo importante nonno e non solo. Alla prossima, sigla. Forse, un attimo di pazienza, ci siamo. Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, quando il Made in Italy è vero Made in Italy.
da Roma.